12 persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico, 14 denunce, migliaia i file sequestrati. È l'esito della maxi operazione Viper 2 condotta dalla Polizia di Stato di Venezia e estesa sul territorio nazionale. Un'attività fatta sotto copertura, quindi del nostro personale si è inserito su alcune piattaforme di messaggistica e si è inserito in questi gruppi che scambiavano materiale pedopornografico. L'attività è consistita soprattutto nel tentare di far uscire fuori queste persone dall'anonimato, quindi riuscire ad identificarle per poi procedere. 130 le chat analizzate, all'interno delle quali persone da tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. L'età di molti bambini era veramente bassa e il materiale anche a forte impatto, insomma. L'operazione ha preso avvio dalla precedente indagine del COSC Lagunare che aveva portato all'arresto di 28 persone e a 60 perquisizioni. Un centinaio quelle identificate tra la prima e la seconda operazione, tutti di sesso maschile, appartenenti a estrazioni sociali differenti di un'età compresa tra i 22 e i 69 anni. Tra questi anche un uomo che come alibi per accumulare materiale pedopornografico e rimanere all'interno dei gruppi ostentava determinate collaborazioni. Ha milantato collaborazioni proprio nel settore della pedopornografia, più che altro per giustificare, immagino, la detenzione di tanto materiale. Circa 200 gli agenti della Polizia Postale coinvolti nell'operazione sviluppatasi in 18 province italiane. Quelle venete interessate sono Venezia, con l'arresto di un uomo tra i 40 e i 50 anni disoccupato, quella di Treviso con un quarantenne ai domiciliari, quella di Vicenza con un denunciato.